Il maggiore Fabio Di Rezze, romano di 47 anni, è il nuovo comandante della Compagnia dei Carabinieri di Conegliano, ruolo in cui è subentrato al maggiore Salvatore Gueli, che ha lasciato la Marca per un nuovo incarico. Il maggiore Di Rezze negli ultimi 6 anni è stato il comandante del nucleo del NOE di Udine e da esperto di tutela dell'ambiente, ha voluto precisare in conferenza stampa, sarà l'uomo con l'esperienza utile per salvaguardare il territorio da inquinamento e speculatori. Un occhio di riguardo, ha voluto precisare il neocomandante, sarà dunque rivolto alle colline del Prosecco, da poco divenute patrimonio dell'UNESCO. La compagnia di Conegliano d'ora in poi presterà un'attenzione particolare agli incendi, soprattutto di rifiuti. Più che abusivismi edilizi, io cercherei di mantenere fuori il coneglianese dalla problematica, quella che investe purtroppo in questo momento il Veneto, la Lombardia e la Campania, ossia quella degli incendi nei depositi di rifiuti. Problematica che investe questi 3 territori perché purtroppo sono ricchi di capannoni in disuso. Dal 9 novembre, data di presa in carico del comando compagnia, il maggiore ha già preso visione in borghese delle zone più calde di Conegliano, a partire da Piazzale Zoppas. Verranno attenzionati maggiormente, così come è già stato fatto e così come verrà continuato a fare nei prossimi anni, sia da parte nostra sia anche dalle altre forze di polizia con cui lavoriamo in perfetta sinergia ed in perfetto accordo. Il fenomeno della microcriminalità verrà contrastato con speciali controlli antirapina di aiuto per garantire la sicurezza. L'impronta della compagnia è quella di stare vicino al cittadino, cosa fondamentale, e far sì che il cittadino possa sentirsi tranquillo. La percezione della sicurezza è quello che noi amiamo a far raggiungere.